160 banchetti in tutto il Veneto per 2 giorni per raccogliere le richieste dei cittadini per il Veneto di domani. Il Partito Democratico vuole formulare il programma per le prossime elezioni regionali partendo dal basso, ascoltando le persone. Un programma che vede l'intera coalizione di centrosinistra unita, un'occasione unica per l'opposizione, ora che Zai è stato stoppato dalla sentenza della Corte Costituzionale. A Marghera, durante il mercato settimanale, abbiamo incontrato il segretario regionale del PD. Da oggi i banchetti per che cosa? Qualcuno dice, insomma, state scimmiottando un po' la Lega. Beh, questa è proprio un'assurdità, perché noi per primi come Partito Democratico abbiamo inventato lo strumento per le primarie e abbiamo sempre lavorato con la partecipazione dei cittadini e il loro coinvolgimento, e oggi e domani lavoriamo in tutto il territorio del Veneto con più di 160 gazebo, presidi e banchetti per raccogliere le esigenze dei cittadini, per farci indicare le priorità attorno alle quali costruire il programma per il futuro. Naturalmente poniamo al centro i temi della sanità, del carovita, dei giovani, dell'attrattività della nostra regione, e sentiremo le opinioni dei cittadini e lo facciamo alla luce del sole. Secondo me è una cosa molto importante, è un modo di fare politica nuovo attraverso il quale ci prepariamo alle prossime elezioni regionali. A trainare il programma però servono i nomi dei possibili candidati e in queste ore spunta quello di Antonella Viola, scienziata, docente universitaria. Stiamo valutando in queste ore, attraverso varie interlocuzioni, i nomi autorevoli, tra questi anche quello che lei ha indicato, e solamente nei prossimi giorni vedremo come arriveremo ad una definizione che naturalmente dovrà essere dell'intera coalizione. Andrea Martella non per Palazzo Balbi ma forse per Cafassetti? Questa è una cosa che proprio non c'entra niente con quello che noi stiamo facendo con questa campagna per il Veneto di domani. Si vedrà quali saranno le scelte. Io ho solamente detto in questi giorni che il compito che mi sono dato a livello regionale è di essere coordinatore di questa alleanza così larga, il garante dei processi, e che quindi la mia candidatura è in campo. Quello che sarà più avanti lo vedremo. In politica è sempre complicato fare previsioni.